E presentare il libro del professor Mario Dalbello, professore e studioso dell'opera teatrale e giornalista, noto critico musicale. Il libro Verdi, il teatro del dolore, che parla della vita e dell'opera di Giuseppe Verdi, il grande musicista e compositore italiano. Ma io volevo dire una cosa riguardo a Verdi politico, intanto per cominciare, un po' una precisazione, perché tutti quanti si legge sempre, no, va pensiero, la Lega no, ha preso va pensiero perché vuole fare il nuovo inno d'Italia, ma dimenticano, dovrebbero forse istruirsi un po', che va pensiero non è un inno patriottico, è un canto religioso, è un salmo della Bibbia addirittura. Perché Verdi a quell'epoca non si interessava di politica, anzi il Nabucco da cui è tratto Va pensiero è dedicato addirittura a una principessa austriaca, quindi proprio non ci siamo. Però l'applicare a Verdi l'idea, il titolo di musicista del Risorgimento è venuto più tardi, dopo l'Unità d'Italia. Allora si è fatto come un riepilogo del passato, si è guardato indietro e si sono cercate nelle opere di Verdi i cori, i cosiddetti patriottici, che alcuni patrioti sicuramente, a cui alcuni patrioti sicuramente davano un significato di indipendenza, di guerra. Però Verdi sicuramente è stato un patriota, perché è stato deputato e senatore nel Regno d'Italia, però nella fase giovanile a Verdi interessava la carriera, interessava far soldi, girare il mondo e diventare ricco, e infatti è diventato ricchissimo. Verdi ha scritto quasi una trentina di opere e ha avuto una vita lunghissima, pensate, quasi 88 anni. Quindi quando è nato nel 1813 si andava ancora in carrozza, tanta gente portava ancora la parrucca, Napoleone non era ancora morto, quindi c'era l'eco, anzi dice una leggenda che quando lui è nato, quando insomma, diciamo, la mamma era incinta di lui e sono arrivati i soldati di Napoleone scappati in cima al campanile per salvarsi, va bene, quindi un po' di leggenda. Comunque quando è nato lui si era come nel passato, quindi non c'erano i lampioni, non c'era l'elettricità, non c'era il telefono. Quando è morto c'era il telefono, c'era l'elettricità, c'erano i primi esperimenti della radio, c'erano le automobili, c'era il cinema. Appunto, no, ma il dolore, questa titolo? tematica, perché? Io perché ho voluto fare questo libro? Beh, intanto l'ho proposto io all'editore, quindi non è che è una cosa che mi hanno proposto. Lo volevo fare io veramente, sempre da anni volevo fare questa. E quando è capitata l'occasione, attraverso Enzo qui presente, che ringrazio sinceramente, ho visto che l'editore subito ha accettato, sì, sono rimasto molto è sorpreso. stata una cosa curiosa, perché quando gli ho telefonato gli sempre questo signore, sì, risposta immediata, mai più rapida. Rimasto, perché in genere sono abituato a trattative. No, a spiegare perlomeno la motivazione, perché invece, questo tema, sì, va benissimo. Anzi, questo libro ha aperto una nuova collana, la verità. Adesso di cui non ricordo il nome in questo momento, ma è il primo libro di una collana. Ora, siccome tutti parlavano di Verdi, perché era l'anno di Verdi, anche se non sono uscite opere, diciamo, nuove, di vero interesse, ma sono state riciclate, ristampate opere già del passato. Quindi magari con una vernice nuova, però in fondo opere antiche. Io ho detto, ma qual è l'argomento tipico di Verdi, in fondo, il tema predominante di Verdi? E ora tutti diranno l'amore, oppure diranno, non so, il dramma, eccetera. Io ho pensato, insomma, conoscendolo, frequentandolo da quando ero ragazzo, è il tema del dolore, come affronta lui il tema del dolore, perché in ogni sua opera c'è questo aspetto, anche nell'ultima opera, il Falstaff, che in teoria sarebbe una commedia, in verità, buonasera, in verità se uno guarda bene è una commedia un po' acida, è un po' cattiva, cioè non c'è nessuno buono, tranne i due innamorati, che viene da dire ancora non sanno quello che li aspetta quando cresceranno. Quindi il vecchio Verdi ha un umorismo nero. Allora si vede che fin dall'inizio alla fine c'è questo tema, questo problema del dolore.